Bene, allora eccoci tornati in studio. Allora, come annunciato, adesso abbiamo un contributo che abbiamo preparato nel quale presentiamo tutta una serie di fattori, di problematiche, di eventi che sono caratteristici, che hanno caratterizzato questa prima guerra mondiale. Vediamo. Il 4 novembre 1918 terminava il più grande conflitto che la storia avesse memoria. Questa guerra ha coinvolto direttamente o indirettamente tutto il pianeta. Da uno scontro locale contro la Serbia, promosso dall'Austria, finirà per trascinare altri 4 grandi imperi e ne segnerà la loro fine. La Grande Guerra, così come è spesso ricordata nelle celebrazioni e nelle commemorazioni, assume quasi un valore positivo perché ciò che è grande è sempre bello, anche perché è tradizione del ventennio di ammantarla di patriottismo per la avvenuta annessione di Trento e Trieste all'Italia. La prima grande guerra rimase grande nella memoria di tanti che vissero un'intricata tragedia dalle condizioni disumane, grande perché determinò le più alte percentuali di patologie mentali identificate, quali pazzie da trincea. Queste erano forme di demenza nella maggior parte dei casi irreversibili. Grande sicuramente per i tanti giovani che vissero in disumane condizioni al fronte e nelle trincee, consapevoli del loro assurdo e inevitabile destino. Furono tanti, non ancora nella maggiore età, costretti a uccidere per non farsi uccidere. Le vittime di una mole di proiettili, bombe e sostanze chimiche inventate per sterminare l'avversario in un confronto dove la vita umana non valeva nulla. Grande fu chiamata anche per tutte le innovazioni tecnologiche prodotte dall'uomo per uccidere l'uomo. Grande perché ebbe inizio l'epoca dei massacri di massa e perché il sacrificio umano veniva dopo gli enormi interessi dei produttori di tecnologia bellica. La morte è parte essenziale dell'economia industriale nascente. I ricchi industriali diventeranno enormemente più ricchi, la classe medio-bassa diventerà sempre più vittima della fame e della povertà. Questa guerra, che secondo il generale Cadorna doveva durare il tempo di fare 4 spallate, si trascinerà per anni, travolgendo nel conflitto anche i civili, che saranno sempre più coinvolti, loro malgrado, nello sforzo bellico. Questa è stata la prima forma di globalizzazione. Come tutte le globalizzazioni sarà fautrice di grandi sciagure. I soldati morti non sono vittime di re e imperatori, ma sono sommariamente dichiarati eroi. All'inizio del conflitto la maggior parte degli arruolati non conoscevano i motivi della guerra, né tantomeno perché i nostri alleati della triplice alleanza, Austria e Germania, si fossero trasformati in nemici. Proprio la Prussia, che ci aveva dato una mano nella guerra del 66 per l'annessione del Veneto all'Italia, quegli imperi che ci avevano aiutato nella guerra dei Boxer in Cina, successivamente nella prima guerra di Libia contro l'impero ottomano, quei 2 imperi che non ci aggredivano ma ci proteggevano dallo strapotere anglo-francese. Si vive una follia collettiva dove sei al fronte anche se sei a casa e necessariamente devi fornire il tuo contributo produttivo per i soldati al fronte. Questa guerra è diversa dalle precedenti, ma ha un fattore che la accomuna. L'industria fa affari in nome della patria e sulla pelle dei soldati. Ci vorrà Caporetto per risvegliare nei soldati il senso patrio della guerra. Così l'industria dà segni di sensibile sviluppo a livelli mai immaginati prima. Nasce la moderna economia di guerra che va increscendo nell'evolversi del conflitto perché, per vincere, devi utilizzare armi e bombe sempre più potenti. In questo la politica farà di necessità virtù. Mentre al fronte si distruggevano intere generazioni di giovani, nei capannoni aumentavano, con la produzione, anche i guadagni. Gli stati erano i committenti e davano origine alle lobby di speculatori che erano chiamate anche i pescecani della guerra. Mentre questi si arricchiscono, la maggior parte della popolazione finisce nella miseria più assoluta. Ci sarà il generoso sacrificio dei soldati, i cui sopravvissuti non saranno gratificati economicamente, le promesse di distribuzione di aiuti e di terre, fatti dopo Caporetto, non sono mantenuti, così come la certezza dei posti di lavoro in fabbrica. Dopo il conflitto, la carenza di generi alimentari, le malattie e la carenza delle materie prime porta la gente a soffrire la fame e il freddo, perché tutta l'economia era stata convogliata verso il sostegno dello sforzo bellico, in una travolgente economia di guerra, così come gli utili derivanti dal conflitto non vengono equamente distribuiti tra i reduci. Così aziende come l'Ansaldo in 3 anni passa da 10.000 addetti agli 80.000, mentre la Fiat passerà da 4.000 addetti nel 1914 ai 40.000 del 1918.
mentre la Pirelli, all'epoca fabbrica chimica, raddoppia i suoi occupati da 4.000 a 8.000. Questo è il primo miracolo economico, se non fosse associato a 700.000 morti al fronte, altrettanti civili e i 600.000 imputabili alla spagnola, anch'essa originata dal conflitto. Altro grande fenomeno bellico è la massiccia comparsa per la prima volta della figura femminile nelle fabbriche. Le donne, precedentemente emarginate nel lavoro e nell'attività industriali, vengono sottratte dal lavoro dei campi, decine di migliaia si affollano nelle industrie. Durante il conflitto l'industria ha necessità di molta manodopera, ma c'è l'ovvia necessità dell'unica manodopera disponibile, quella delle donne, dei ragazzini che si trasformano nella nuova classe operaia. Il mercato del lavoro cambia, ma sarà un lavoro sottopagato perché le donne e gli adolescenti accettano, pur di prendere un seppur minimo stipendio, certi che durerà solo fino alla fine della guerra, per entrare necessariamente in conflitto con il reduce operaio rientrato dal fronte. La prima guerra mondiale alla fine avrà dei costi enormi in termini di vite umane, ma anche sociali ed economici. Sarà istituita una commissione deputata a indagare sulle forniture belliche truccate in Italia. Il 4 novembre 1918 si pensa di aver chiuso positivamente questo capitolo disastroso della storia, ma non è così. Si trattava di una pace di facciata che lasciava tanti scontenti e molta voglia di rivincita. Lo si scoprirà nell'arco di pochi anni, con il finanziamento dei nascenti partiti totalitari da parte dell'industria, che la guerra non è finita. E se vuoi ripristinare un secondo boom economico, la guerra è indispensabile. E da qui lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Tornano le morti meccanizzate e le stragi di milioni di uomini nella logica del potere e di una economia di guerra sempre più esasperata. Il 4 novembre, una data, una memoria, un monito. Bene, ecco. Beh, allora qui abbiamo introdotto tutta una serie di, come dire, di argomenti, no? Cioè, allora, sicuramente l'aspetto economico. In pochi anni l'industria esplode, possiamo dire così, e lo sforzo bellico è totalizzante, come si diceva nel testo, no? Cioè, tutta la popolazione è coinvolta. Elisa Bernardini. Diciamo che delle guerre moderne, di cui sicuramente la prima guerra mondiale è l'apripista, si scopre cosa vuol dire appunto una vera e propria industrializzazione e conversione dell'economia, perché vengono convertite le fabbriche, vengono quindi tutte, indipendentemente da quello che producevano prima, si portano a produrre cosa serve alla guerra. È un po' quello che è successo, prima parlavamo di Covid, a marzo di quest'anno, quando tantissime fabbriche per esempio si sono ritrovate a produrre mascherine. Adesso certo. Dobbiamo immaginarlo in modo molto più grande, ma non è solo l'industria, è l'agricoltura, è qualsiasi, è appunto la medicina, quindi anche l'industria chimica, tutto si volta verso, è come se tutte le teste si voltassero verso il fronte in qualche modo, tutti lavorano per. Mi viene in mente che per esempio qualcosa che non ci si pensa mai, giusto per non parlare solo di bombe e di cannoni, ma quanto serve per dar da mangiare agli uomini. Mentre normalmente, a parte che gli eserciti erano molto più piccoli e quindi si approvvigionavano quasi esclusivamente sul posto, questo non può più succedere anche perché sul posto ci stanno, per cui c'è un lavoro da parte dell'intendenza militare nel reperire le scorte. Pensiamo che arrivano in Italia per le prime volte la carne surgelata, perché la carne chiaramente anche fresca non è sufficiente. Per cui c'è una riconversione bellica importantissima, ma c'è anche un'esplosione dell'industria, perché l'Italia non era sicuramente al passo con gli altri paesi, quindi si crea anche l'industria, non solo l'industria pesante. E parimenti alla fine c'è il grande problema della riconversione nuovamente, che porterà tra l'altro ad un disagio economico non indifferente.
magari poi ne parleremo più approfonditamente, si citavano le donne, naturalmente le donne in questi anni dove c'è stata tutta la ricorrenza del centenario è piaciuto molto questo tema della donna che va al lavoro. Io aggiungo della donna che entra in fabbrica, perché in realtà c'erano anche delle bellissime immagini prima sul video, le donne contadine dentro in campi ci sono sempre state, hanno sempre lavorato fuori di casa. Diciamo che la donna viene vista anche nelle città a lavorare, ecco, ma io in credo tanti che ruoli. non ci sia una visione della donna positiva. Non assolutamente c'era no. possibilità di fare altro, che non c'erano più uomini, si prendono le donne a basso costo, ci si specula sopra e si prendono anche i giovani, e sempre alla stessa maniera, tant'è che dopo il conflitto avremo la grande disfatta, perché c'è una competizione della donna che è competitiva a livello di prezzo di stipendio rispetto all'uomo, e quindi poi avremo quello che porteremo fino all'arrivo del fascismo. Ecco. È vero, naturalmente la visione della donna non è sicuramente una visione emancipazionista. È vero anche però che ci sono assolutamente no, sono d'accordissimo. Cioè, l'industriale non aveva nessuna pulsione positiva ma non solo donna. l'industriale, la società in generale, salvo quella piccola quota di società femminile colta e avanzata. Questo succede non solo in Italia, ma diciamo un pochino in tutti i paesi coinvolti nel conflitto, che vedono questo impegno della donna, quindi l'essenzialità del suo impegno fuori di casa, come il prodromo per un'emancipazione. Sì, non succederà. Questa visione della donna, quella emancipata, quella che aveva studiato, diciamo, ha possibilità di inserirsi meglio nella società, l'altra invece viene esclusa, ma ricordiamo che a monte di questo c'è l'esclusione della donna nelle scuole. Sì, ma ecco, a dire la verità neanche le altre vengono emancipate. E anche quelle che si fanno apprezzare, per esempio pittrici o figure molto importanti dell'arte, vengono praticamente escluse ancora oggi, diciamo, sono escluse da quella che è la storia vera e propria dell'arte. Poco si sa dell'arte della donna, il contributo della donna. Vogliamo parlare delle donne scrittrici o di... Sì, appunto. Penso che grazie dell'Edda finalmente viene riconosciuta da un premio Nobel, perché se in Italia non contava nulla. Ma in questa questione delle donne e questa scelta dell'eroismo degli uomini. Gli uomini erano veramente motivati, lo chiedo al nostro storico in linea, erano veramente motivati ad andare in guerra, c'era questa pulsione, a parte che c'è un'attività propagandistica da parte della Francia e delle nazioni già in guerra nel 14 per convincere gli italiani all'interventismo, no? Dall'altra parte però, lo dico per i nostri telespettatori, c'era un controinterventismo da parte dell'Austria e della Germania, la quale naturalmente cercava che non si associassero. L'Italia è neutrale perché la triplice si è rotta nel momento in cui le due grandi potenze hanno dichiarato il conflitto. Allora, ma gli italiani erano pronti? Non parliamo dei ragazzi che magari avevano pulsioni così irredentiste, ma sicuramente erano gli studenti che avevano fatto un certo tipo di scuola. Ma i soldati che venivano, la cosiddetta fuffa, che veniva magari dalla Sicilia, dalla Calabria, aveva motivazioni, conosceva effettivamente cosa andava incontro. Prego. Allora, bisogna parlare di ragazzi però, perché la Grande Guerra è anche e soprattutto un colossale sacrificio di Abramo, nel senso che la guerra è un fatto di giovani. Nel 1914-18 gli eserciti mobilitati, tutti, non solo quello italiano, sono eserciti composti per lo più da appartenenti alla generazione dei 20 e 30 anni. Nel caso dell'Italia, che è un paese giovanissimo, giovanissimo anche da un punto di vista anagrafico, più del 50% dei coscritti sono giovani, tecnicamente giovani, hanno meno di 24 anni,
più del 50% dei morti a meno di 24 anni. È una questione ovvia, gli eserciti del 1914-18 sono eserciti moderni, ma solo semi-meccanizzati, si affidano per lo più ancora alle masse di fanteria che sono basate sul fondamentale criterio della resistenza della forza fisica. Quindi bisogna mandare al fronte i giovani, e poi sono paesi anagraficamente più giovani, gli europei sono giovani. Quindi quando parliamo di grande guerra bisogna parlare della psicologia, della mentalità, della cultura e della formazione dei giovani. Ora è chiaro che parliamo di giovani molto diversi tra di loro. Lei ha accennato giustamente agli studenti. Gli studenti sono un segmento minoritario della gioventù che va al fronte, perché gli studenti in Italia sono pochi, ma sono il segmento che conta. Sto parlando ovviamente non solo degli studenti universitari, sto parlando anche degli studenti dell'ultimo anno del liceo. Anche loro vanno al fronte, normalmente con la divisa da ufficiali di complemento. Sono però tanti, sono 150.000, sono il nervo, il cuore, la testa dell'esercito, sono quelli che portano poi all'assalto gli uomini. Poi certo, se la domanda che ci facciamo è: ma il giovane bracciante di Molfetta, il contadino e il pescatore della Sicilia, ma avevano idea del perché andavano in guerra? No, la verità è che non sapevano nemmeno dove fossero Trento e Trieste. A parte il fatto che neanche oggi, devo dire, i miei studenti sanno benissimo la differenza tra Trento e Trieste, a meno che non vengano da Trento e Trieste. Ma il problema è che non dobbiamo confondere i piani. Se noi ci chiediamo se questi avevano in testa qual era il codice retorico del risorgimento e quali erano le motivazioni teoriche dell'entrata in guerra, poi teoriche, perché c'è uno iato incommensurabile tra ciò che si dice teoricamente per motivare, per legittimare culturalmente l'entrata in guerra e ciò che il governo italiano pensa. No, ovviamente questi non lo sapevano, però non dobbiamo dimenticare l'altro aspetto. Questi giovani e la generazione prima di loro e la generazione prima della generazione prima di loro venivano da mezzo secolo di formazione patriottica, non tanto nelle scuole, che lasciavano ancora molto desiderare, nelle caserme. I giovani maschi adulti italiani si sono fatti mezzo secolo di indottrinamento, alfabetizzazione elementare, patriottica, istituzionale, disciplinata nelle caserme. Vengono da una formazione, da un imprinting collettivo in cui il senso del dovere è legato non tanto a una razionalità politica, non tanto nemmeno a un messaggio politico, è legato all'idea che esiste una gerarchia sociale che viene percepita come gerarchia naturale, che peraltro in Italia viene farcita, arricchita dalla predicazione della Chiesa. Lo so che ci hanno insegnato che Chiesa e Stato nell'Italia liberale erano cose distinte e in lotta fra di loro, ma la verità è che a livelli più bassi, nelle parrocchie, nelle parti basse del clero, la predicazione era una predicazione che invitava all'ordine, al rispetto della gerarchia. Il messaggio evangelico veniva molto spesso piegato all'idea che il buon cristiano è anche un buon cittadino e un buon suddito. E quindi questi 3.800.000 uomini che vanno a formare l'esercito operante, su quasi 6 milioni di reclutati, sono in maggior parte giovani, disciplinati, abituati a rispettare le gerarchie come qualcosa di naturale, abituati a seguire il senso del dovere non per ragionamento o convinzione politica, ma per sentire prepolitico, sì, però, per qualcosa di istintivo, per qualcosa che è legato alla loro formazione familiare e comunitaria. E qual è stato l'effetto della... Se dovevano andare in trincea, sì, la risposta era sì, sentivano il senso del dovere. Sì. E qual è stato l'effetto della propaganda finanziata dai francesi, che prendono praticamente a noleggio il buon poeta, il grande poeta, no, D'Annunzio, e qual è stata invece la forzatura nei confronti delle aziende italiane? Prima di tutto l'Ansaldo. Qual è la forzatura che hanno fatto? Non ti compro più il tuo materiale perché dobbiamo andare a fare un intervento. Quando si comprano il Corriere della Sera, e il Corriere della Sera parliamo che a quell'epoca era uno dei giornali più importanti, come lo è tuttora, ma mai come adesso, allora lo era molto più importante, quindi diciamo che la televisione e la radio non c'erano, ma c'era il grande poeta e c'erano molti altri che si attivavano. Mussolini era un altro interventista, ecco, quindi però, diciamo che l'istruzione che veniva dall'alto, suffragata e pagata dall'industria italiana, porta in questa direzione. Non c'è un controcampo. Bisogna dirlo perché sennò non riusciamo a capire
cos'è la Sì, storia. però bisogna tenere distinti i due piani. Allora, la propaganda è una questione, la propaganda è organizzazione. Da chi è finanziata? Politiche militari Qui che danno Prodest, ordini mi scusi, qui per costruire Prodest, me lo messaggi dica politici. rapidamente, erano gli Sì, molto austriaci rapidamente. o erano Allora, i francesi? No, allora, se posso riassumerlo molto semplicemente, Sì. l'idea che l'Italia sia entrata in guerra perché c'erano pressioni di lobby finanziarie e industriali che pagavano i giornali è una delle più sesquipedali sciocchezze che sia mai stata detta a proposito della Grande Guerra. E chiunque lo sostenga non ha mai letto veramente una riga della storiografia più aggiornata. È chiaro che i gruppi industriali e finanziari facevano lobby ed è chiaro che il gruppo editoriale del Corriere della Sera gioca un ruolo. Si chiama mobilitazione della cultura di guerra. Però La famiglia editoriale del inizialmente il Corriere della Sera è contro l'intervento. Guerra, ma non perché qualcuno la È paghi. contro l'intervento del Corriere della Sera, poi cambia rotta improvvisamente e va nella direzione dell'intervento. E non è che si inventano domani mattina, dice adesso abbiamo capito tutto, andiamo in guerra. Scusi, chi è che cambia rotta? Corriere della Sera? No, il Corriere della Sera non cambia dopo. rotta. Il Corriere della Sera dall'estate del 1914 sostiene coerentemente l'idea che l'Italia debba evitare a tutti i costi di impegnarsi in guerra a fianco della Triplice Alleanza, debba disincagliarsi dalla Triplice Alleanza e debba cercare quello che Albertini peraltro ha sempre sostenuto coerentemente, cioè un accordo con il Regno Unito. Se questo comporterà una guerra, e questo matura molto velocemente perché nell'autunno del 14 questo è già evidente, è bene che guerra sia, ma la linea editoriale di Luigi Albertini, che in quel momento è il più importante attore pubblico dei mass media italiani, è coerentissima e Albertini non ha bisogno di farsi pagare perché manovra pattuglie di senatori e deputati tranquillamente e perché la sua famiglia editoriale è assolutamente indipendente in quel momento. Ma no, il ruolo di la Albertini prima parte è astenersi, staccarsi dalla Triplice Alleanza e qui ha perfettamente ragione, e successivamente che entra nel momento dell'interventismo. La dottoressa. Prego. Volevo aggiungere che nella primissima fase, quando scoppia la guerra in Europa e l'Italia dichiara la sua neutralità, ci sono tre forze che agiscono, la terza dura poco, però quando noi parliamo di interventisti per questi primissimi tempi dobbiamo pensare che ci sono due tipi di interventisti, cioè ci sono quelli che saranno per lo sganciamento appunto dalla Triplice, ma ci sono anche i triplicisti che vogliono l'entrata in guerra a fianco della Triplice Alleanza. Non dura molto questa fase e poi naturalmente c'è il grosso blocco dei neutralisti. Che in Italia sia stato tutto pilotato direi anche di no, perché gli scontri di piazza per quello che come diceva giustamente il professor Mondini prima possono valere a livello di politica alta e di politica estera che aveva un altro genere di progettualità, ma gli scontri di piazza per tutto l'autunno del 14 e la primavera del 15 ci sono. Ma gli scontri di piazza rappresentano quanto della popolazione italiana? Perché rappresentano la stessa percentuale di popolazione italiana che poteva leggere un Corriere della Sera piuttosto che un altro quotidiano. Per cui la propaganda andiamo contro gli interessi degli italiani, di tutti, oppure abbiamo catechizzato una certa classe, età politica e poi naturalmente portiamo, diciamo, espandiamo questo concetto a tutti gli altri che sono costretti ad andare in guerra. Perché io mi ricordo che c'erano le donne che si buttavano sui binari perché i figli e i mariti non partissero, quindi le donne erano più sceme? Il punto, come mi sono permessa di esordire all'inizio, è che la guerra, come qualsiasi fenomeno sociale, ma la guerra ancora di più, è un fattore complessissimo, dove al suo interno ci sono tantissime categorie che non possiamo ridurre in due squadre che si fronteggiano bene da una parte e male dall'altra e viceversa. Non funziona così nella dinamica e non funziona così neanche in questo discorso della guerra. Per cui, non metto in discussione la dinamica. La dinamica è quella, una volta che cominci la guerra vai fino in fondo a ogni costo perché ormai è andata in questa direzione. Il problema è che
credo che lei ha scritto anche un libro sulla storia, come imparare a capire la storia insegna, ma se io lo racconto in questa maniera ho l'impressione che i miei nipoti non si rendono conto, si renderanno conto dei vantaggi e svantaggi che avrà avuto l'Italia, però siamo uomini, siamo donne, e quindi a cui prodest questa questione? Alla fine, quando tiriamo i conti, vedremo a chi giova questa cosa, professore. Sì, dottore. cioè il discorso, semplificando all'inizio, in quell'anno di neutralità, mi permetto di andare un po' fuori da quello che è il mio campo, ma io amo la storia, quindi se commetto qualche errore chiedo scusa, ma in quel pongo degli interrogativi perché è giusto che ci siano. In quel periodo di neutralità i binari della trattativa tra i due gruppi, vedi l'impero austro-ungarico e la Germania, per ottenere delle compensazioni territoriali, e naturalmente l'Inghilterra e la Francia hanno continuato in parallelo, solo che l'impero austro-ungarico all'epoca aveva un'aria, diciamo, nei confronti dell'Italia come se fossimo una colonia, tant'è che basta poi vedere le fortificazioni dove le avevamo costruite, non certo contro i francesi e gli svizzeri, ma soprattutto contro gli austro-ungarici, memori del fatto che non ci hanno fatto diventare, assieme al papato, una nazione per parecchio tempo, pur avendo un'omogeneità culturale, religiosa, un afflato patriottico. Se poi si va a vedere dopo, è chiaro che il canale del patriottismo è diventato il canale che ha portato centinaia di migliaia di giovani alla morte e alla resistenza, perché basta leggere i loro diari nei quali c'è la genuinità del loro sforzo e di quello per cui sono convinti. D'altronde, che non ci fosse una situazione in cui si andava verso una pacificazione ne è a testimonianza la lettera che il Papa mandò a tutte le potenze belligeranti chiedendo la fine di questa inutile strage. Ma questa inutile strage i generali che l'hanno combattuta con la mentalità napoleonica dello scontro corpo a corpo, le famose 11 spallate sull'Isonzo che si risolsero in qualche chilometro di conquista, ne è l'evidenza, cioè avevamo dei mezzi tecnologici che andavano molto oltre quelle che erano le capacità umane del loro controllo, tant'è che da un punto di vista medico ci trovava di fronte ai soldati gasati. Iprite, voglio dire, prende il nome della città di Ypres, ma è stata usata anche sul fronte italiano. Quando hanno sfondato a Caporetto i tedeschi erano i maestri, avevamo le divisioni tedesche liberate dal fronte russo, perché la Russia era in una situazione, perché ci chiediamo sempre come mai che è avvenuto Caporetto. Se uno va a vedere i rapporti di forze, abbiamo avuto degli incompetenti, certo Cadorna ha pagato, ma abbiamo avuto anche uno sfondamento di linee determinato dalla capacità di penetrazione soprattutto delle truppe tedesche, che erano truppe scelte. Rommel mica per nulla, tenente allora, arrivò a Belluno facendo migliaia di italiani prigionieri con poche decine di tedeschi, quindi ci trovammo di fronte ad una situazione enorme che da un punto di vista umanitario si risolse in una tragedia in cui proprio la pianta del patriottismo della resistenza prese vigore, il fronte si accorciò, i rifornimenti erano migliori, gli altri si allungavano e quindi siamo riusciti a tenere. Ecco, quindi il discorso diciamo del fu vera gloria, fu vero patriottismo, ecco, mi trovo da questa parte, visto oggi con l'orrore della guerra che noi abbiamo, con la cultura del bene meno male, ma abbiamo dovuto attraversare questa variazione psicologica, certo, che è avvenuta dopo la seconda guerra mondiale, non prima. Cioè adesso l'Europa finalmente unita, anche se in maniera
parziale, ha orrore della guerra, ma mi chiedo se è sempre valido il detto latino si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra, perché quando poi la Turchia, faccio un esempio, ti fa la voce grossa su un deposito di gas nel Mediterraneo, tu prendi con le navi e scappi perché non ce la fai, deve intervenire la Francia, la quale ha ancora una visione di tipo da potenza mondiale, anche se non lo è più. Cioè, certo, tutto ciò ha dei contrappesi e l'Italia entrò in quei 4 paesi di livello mondiale, cioè fu un enorme sforzo, ma anche un apprezzamento psicologico. Poi dopo è avvenuta la tragedia del fascismo. Certo. Allora, noi oggi siamo partiti facendo riferimento all'armistizio del 4 novembre, ma diciamo, per la fine della Grande Guerra non fu l'unico armistizio che fu siglato, diciamo, in quel periodo, in quell'autunno, diciamo, del 1918. Allora abbiamo preparato una grafica per riassumere anche per i telespettatori, per capire un po' quella che è stata la dinamica un po', no? Della fine della Grande Guerra. Allora noi abbiamo indicato il primo a Salonicco il 29 settembre del 1918. Qui l'armistizio firmato con la Bulgaria da francesi, anche greci e serbi. A questo punto qui successivamente, e se la regia gentilmente lascia fuori di nuovo la grafica, abbiamo un secondo armistizio sicuramente molto più importante a Mudros, che è un'isola greca, e qui a Mudros a firmare l'armistizio sono gli inglesi con l'impero ottomano. Dopodiché abbiamo l'armistizio del 3-4 novembre del 18 a Padova, a Villa Giusti, l'armistizio dell'Italia con l'impero austro-ungarico, poi l'11 novembre invece in Francia a firmare l'armistizio è appunto la Francia e la Germania, che di fatto, diciamo, forse è l'armistizio che chiude veramente il conflitto mondiale. Successivamente, 2 giorni dopo, ce n'è un altro a Belgrado, dove a firmare è la Francia con il generale Desferry e il governo ungherese, perché evidentemente ormai già l'impero austro-ungarico era diviso sostanzialmente. Come? Diviso. Nel senso che ci sono i due governi, quello austriaco e quello ungherese, e poi c'è il governo imperiale. Per cui ci sono le 2 corone, le 2 teste famose dell'Aquila. Certo. Ecco, professor Mondini, dunque, diciamo, quando noi diciamo il 4 novembre è finita la Grande Guerra solo per l'Italia. Solo per noi, sì. Sì, devo dire, questo è un errore classico che facciamo sempre, l'abbiamo ascoltato anche nel corso dei nostri servizi durante questa serata. Abbiamo continuato a parlare di fine della guerra il 4 novembre, ma il 4 novembre in realtà, prima di tutto, non finisce neanche la guerra italiana, perché tra armistizio e pace c'è una bella differenza, e la lunga transizione dalla guerra alla pace per l'Italia sarà una transizione molto complessa e per certi versi mai raggiunta. L'Italia non uscirà mai veramente dalla prima guerra mondiale, ma poi è un armistizio solo nostro, è un armistizio molto importante perché di fatto toglie l'Austria-Ungheria dall'equazione della guerra. Poi io dico Austria-Ungheria, ma è scorretto, perché a partire dall'ottobre del 1918 l'Austria-Ungheria non esiste più. Le singole comunità che facevano parte dello Stato multietnico asburgico avevano già rescisso i loro legami con Vienna, la Croazia, la Slovenia, l'Ungheria stessa, di fatto riducendo l'Austria poco più che il troncone germanofono del vecchio impero. Ma poi l'armistizio per definizione è quello di Compiègne dell'11 novembre. Tutti questi armistizi sono semplicemente il momento in cui cessano ufficialmente le ostilità. Dico ufficialmente perché poi non bisogna mai dimenticare che dopo gli armistizi e durante l'anno della pace, il 1919, in realtà continueranno a scoppiare una serie di guerre non dichiarate in Europa, guerre civili a Monaco, a Budapest, guerre pseudo-nazionali tedesche lungo i confini orientali e anche bizzarre guerre non dichiarate come quella che avremo noi a Fiume nel 1919, dove cannoni italiani sparano contro disertori dell'esercito italiano.
Ora, è una prospettiva, mi rendo conto, particolarmente semplice, particolarmente affascinante, l'idea di pensare che il 4 novembre finisce la guerra. Ma il 4 novembre non finisce assolutamente nulla. Il 4 novembre semplicemente le due delegazioni di armistizio che si sono riunite a Villa Giusti fanno cominciare la cessazione ufficiale delle ostilità. E certo, l'Italia ottiene la più grande, forse l'unica vera conquista di tutta la guerra. Ottiene di raggiungere con le proprie truppe la linea armistiziale, che poi era la linea dei territori da annettere che erano stati promessi al Patto di Londra. Certo. Il Patto di Londra del 1915 è il trattato in base al quale l'Italia entra in guerra. Ed è inutile qua dilungarsi, perché non abbiamo il tempo e forse non è nemmeno il momento, nel ricordare che poi la pretesa di annettere tutto ciò che era stato promesso nel 1915 fu il grande errore della prima delegazione italiana alla conferenza di pace di Parigi, intestardirsi di sonnino nel pretendere tutto ciò che era stato promesso in un mondo che era completamente cambiato, perché questo poi è la grande, forse la grande conquista del primo conflitto mondiale, pagata ad altissimo prezzo, ma non dobbiamo mai dimenticarcelo. La grande guerra è il momento in cui si costruisce il mondo in cui viviamo oggi. Certo, Lisa. Sì, volevo appunto che non è finita, tant'è che quando si va a firmare l'armistizio l'Italia chiede il passaggio delle truppe per l'Austria, perché da alleata dell'intesa doveva andare a raggiungere, quindi a prendere alle spalle l'esercito tedesco. Naturalmente l'11 arriva molto prima che questo avvenga, però così doveva funzionare nel panorama dell'intesa, per cui insomma gli armistizi sono una cosa fragile, precaria, ma pensiamo anche ai cecoslovacchi che marciano per andare a liberare la loro di terra dopo aver combattuto ognuno nell'esercito francese, nell'esercito italiano, anche che tra l'altro è una falange e è una di quelle composizioni politiche che poi si traducono in legioni militari, ma che è una vista lunga e sono le prime scaramucce fra Italia e Francia, poi per diciamo così l'influenza sullo spazio che si sta aprendo nell'Europa centrale. Certo, ecco, armistizio cosa vuol dire? Pace oppure è una tregua? Professore è una tregua. Di fatto le truppe italiane continuarono a muoversi, tant'è che citavo prima, la dottoressa appunto lo diceva, verso il fronte germanico, cioè la Baviera, e noi siamo rimasti, noi italiani, siamo rimasti fino al 1920 a Innsbruck. Ci sono i diari di coloro che arrivati là trovarono una popolazione affamatissima, cioè trovarono una miseria colossale. Il crollo dell'impero austro-ungarico, oltre ai meriti naturalmente italiani, perché poi l'Austria-Ungheria era un impero composito e combatteva contro la Russia, voglio dire sul fronte orientale si liberarono molte truppe che furono riversate sul fronte italiano, ma la fame contraddistingueva la denutrizione. I prigionieri italiani in condizioni, voglio dire, nei campi di concentramento, che portano quei nomi sinistri che abbiamo cominciato a conoscere nella seconda guerra mondiale, Mauthausen, cioè erano campi di concentramento per i prigionieri italiani. Ecco, e naturalmente l'Italia era rifornita di generi alimentari dagli Stati Uniti, come d'altronde la Francia, eccetera. Gli Stati Uniti sono stata l'unica vera risorsa da un punto di vista alimentare, ma anche da un punto di vista medico. Venivano citate le croci rossine che volontarie arrivano, d'altronde nel libro Addio alle armi di Hemingway abbiamo uno spaccato di quello che era
la medicina dell'epoca in senso lato, ossia del conforto e dell'attività da un punto di vista infermieristico e medico, e dobbiamo pensare ad una medicina di tipo post-napoleonico e premoderno. Avevamo la asepsi, ossia le disinfezioni, il cloroformio, gli oppioidi, ma non avevamo nessun antibiotico. I sulfamidici arrivano nel 1935, quindi le infezioni non si curavano, venivano amputati, e soltanto, voi sapete, nella seconda guerra mondiale con gli americani arriva la penicillina, quindi eravamo completamente scoperti, era una chirurgia di tipo napoleonico, né più né meno. Certo. Allora, prima di avere un altro contributo, che intervista Ermanno Olmi, uno dei, diciamo, grandi registi italiani, passiamo alla pubblicità e poi entriamo direttamente nel contributo numero 7.